Ciao ragazzi, oggi vi accolgo dal porto di San Giovanni Lupatoto, che è un luogo estremamente importante per questo paese perché i tralicci che sono ancora alle nostre spalle fanno capire che c'era un traghetto che collegava le due sponde. E sebbene San Giovanni sia un paese ad altissima vocazione industriale e commerciale, questo, il Parco dell'Adige, rimane il polmone verde, il respiro dei lupatotini, un luogo in cui ritrovarsi, in cui trascorrere delle ore all'aria aperta, vivendo della natura e del contatto con l'ambiente. La bellezza è uno dei valori da cui San Giovanni intende ripartire, i valori che sono alla base della voglia di ricominciare. San Giovanni è una comunità fortunata perché ha tanti valori proprio nella propria tradizione. Perché la gente chiede di venire ad abitare a San Giovanni? Perché purtroppo i prezzi degli affitti delle case sono alti? Perché si sente che c'è un contesto dove si può crescere, dove si sta bene, dove si può migliorare. L'esperienza che abbiamo passato o ci deprime oppure ci aiuta a migliorare e questo non può che essere il senso della sofferenza. San Giovanni è un paese che sente lo spirito imprenditoriale, è un paese che da qualche anno sta valorizzando il verde, sta valorizzando la ciclopedonalità, è un paese che sta dando servizi a tutti con un'attenzione particolare alle fragilità. Questi sono valori imprescindibili per ricostruire. Covid-19 con un impatto molto forte sulle attività economiche, anche quelle lupatotine. E infatti adesso andiamo a sentire il pensiero e la voglia di ripartire dei commercianti. I punti con cui dovremmo ripartire sono tre. Il primo passo lo chiamerei ascoltare ed interpretare. Ogni azienda dovrà sapere interpretare quella che è la domanda, reinventarsi, aggiornarsi e capire quello che è il mercato. Il secondo punto è quello relativo alla gestione. Ogni azienda dovrà cercare di capire quali sono i suoi costi e trasformarli da fissi in variabili. Un grosso scoglio sarà quello dei tributi in merito ai costi e le nostre autorità comunali e regionali dovranno sgravarci, altrimenti sarà molto difficile. Il terzo passo su cui puntare sarà quello che le persone ci domandano, cioè ci chiedono sicurezza, affidabilità e salute, cioè dovremo adeguare i nostri locali ad essere capaci di accogliere le persone e dare ai clienti affidabilità sia nei prodotti e anche nei rapporti. Dovremo cercare di ritornare a portare loro fiducia.